Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Omicidio di Paolo Taormina, 4 nuovi indagati. A Palermo si stringe il cerchio attorno al branco. L'assassino Gaetano Maranzano non potrà più avere contatti con la figlioletta. Il provvedimento è del Tribunale dei minori. Catania, dentro la drug room, le nostre telecamere documentano il blitz all'interno di una stanza del crack nel quartiere San Cristoforo, bloccati una quindicina di consumatori. Fiaccolata a Canicattini per dire no alla violenza, ancora in gravi condizioni Carola, la donna coltellata dall'ex compagno. Chiude per lavori alla rete fognaria la scuola Rita Atri a Catania, gli alunni costretti per un mese a seguire da casa le lezioni. A Catania avviati i lavori per la costruzione della nuova scuola in via Villa Gloria a Picanello, sarà una struttura moderna e sostenibile. Calcio, obiettivo sorpasso per il Palermo che punta al primo posto in classifica. Domani al Barbera la sfida sarà con il Modena. Serie C, domani il Catania affronterà la capolista salernitana con la voglia di ridurre il distacco dalla vetta, doppio impegno in trasferta per Siracusa e Trapani. Bentrovati, l'omicidio di Paolo Taormina e caccia al branco a Palermo e salgono a 4 gli indagati. Il killer Maranzano non potrà avere più contatti con la figlia. Il provvedimento è del Tribunale dei minori. Oggi momento di preghiera allo Zen. Tonino De Mana. E caccia al branco, così si stringe il cerchio su chi ha scatenato la rissa, coperto il killer e soprattutto chi ha aiutato a fuggire Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen che sabato scorso ha ucciso il 21enne Paolo Taormina in piazza Spinuzza a Palermo. I carabinieri stanno sentendo diversi giovani dello Zen. Maranzano è arrivato in via Spinuzza con 3 amici. Alcuni avrebbero partecipato alla rissa che ha preceduto l'omicidio. Uno, in particolare, ha schiaffeggiato uno dei clienti che è scappato nascondendosi dietro le macchine parcheggiate nella stradina di fronte al Teatro Massimo. Al momento per l'omicidio dell'Olivella sono 4 gli indagati. A casa di uno degli amici dell'assassino i carabinieri hanno trovato le collane che Maranzano indossava al pub. Intanto il Tribunale dei minori ha disposto che il killer di Taormina non potrà avere contatti con la figlia neanche in video. E continuano le manifestazioni di indignazione per quanto accaduto, a sfilare anche tantissimi studenti da Piazza Verdi fino a Palazzo Comitini. Per adesso non esco, appunto, non so per quanto non uscirò perché è normale che ho paura. Non avevi paura di incontrarti con qualcuno e comunque litigarti, mentre adesso se incontri qualcuno già basta soltanto uno sguardo, devi avere paura. Infatti noi adesso ci spaventiamo anche soltanto a parlare con qualcuno. In questi giorni questo forte senso di smarrimento e di paura ci ha posto, è passata penso nella mente di tutti la domanda: e se fosse toccato a me, e se domani toccasse anche a me, proprio per le circostanze in cui è avvenuta. Oggi nella chiesa dello Zen, come annunciato dall'arcivescovo Corrado Lorefice, si terrà un momento di preghiera assieme a cittadini, associazioni e residenti proprio del quartiere, una movida alternativa, come l'ha definita proprio l'arcivescovo. E adesso vi mostriamo delle immagini in esclusiva. Con le nostre telecamere siamo entrati in una drug room, una stanza della droga nel quartiere San Cristoforo di Catania. All'interno c'erano una quindicina di consumatori di crack, la droga che sta invadendo le città siciliane. Luca Ciliberti. Adesso dove stiamo andando? Adesso stiamo andando in una piazza di spaccio in via Murifabbro dove i nostri operatori della Polizia di Stato hanno identificato già all'interno più soggetti che erano dediti all'uso. Noi queste tipologie di attività le facciamo praticamente ogni giorno. Purtroppo in queste piazze di spaccio si offre la possibilità agli assuntori di avere una stanza che viene chiamata proprio drug room, dove loro hanno la possibilità di consumare la sostanza stupefacente. Com'è? Sono entrati già? Sono dentro, ma c'è un po' di gente. Tutti assuntori? Ne avete trovato qualcosa? No. E qua tutte le porte sono tutte porte blindate. Primo portoncino blindato, secondo portoncino blindato. Se noi proviamo a entrare, loro hanno i secchi con l'acqua, vedi, pronta? Sì. E lo scarico già diretto. Con lo scarico diretto dei secchi, appena tipo noi proviamo a entrare con le porte blindate, loro spaccano immediatamente, prendono la droga, la buttano dentro, secchio. Che fai di sostanza? In cosa? No. Sei per questo motivo, giusto? Ci viene quotidianamente? Sì. No?
ti faccio vedere le carte, mi prendi un roba di 5 euro, non di più. Dopo averli identificati tutti, sono dei soggetti che sono destinatari di alcuni provvedimenti, quindi li porteremo in ufficio per notifiche e per eventualmente ovviamente verificare se ci sono delle pendenze a carico penali, anche delle misure cautelari nei loro confronti. E in altri casi invece questi soggetti verranno poi allontanati ma denunciati, perché questa è una casa di spaccio, che è già una piazza di spaccio che era stata già chiusa e hanno nuovamente occupato e nuovamente rimesso tutti i sistemi di protezione che hanno proprio per evitare i controlli della Polizia di Stato, e loro portano delle porte blindate proprio per cercare di evitare i nostri controlli. Si moltiplicano gli attestati di solidarietà nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci che ha subito un attentato. Anche in Sicilia c'è una mobilitazione. Ieri pomeriggio c'è stato un sit-in davanti alla sede RAI di Palermo. Ad organizzarlo è stato il PD siciliano. Manlio Viola. Sit-in di solidarietà a Sigfrido Ranucci, il popolare giornalista e conduttore della trasmissione RAI Report, al quale sono state fatte esplodere l'auto sia sua che della figlia sotto casa. Ad organizzare la manifestazione davanti alla sede RAI di Viale Strasburgo a Palermo è stato il Partito Democratico Siciliano. Piena solidarietà, vicinanza non solo mia personale ma dell'intera delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, così come oggi abbiamo espresso con un comunicato stampa a Sigfrido Ranucci per il lavoro che fa, alla sua famiglia per il vile atto intimidatorio subito. Quello che è successo lo riteniamo gravissimo ed è quindi la massima attenzione, esprime non soltanto vicinanza e solidarietà, ma anche il dovere di sentirci tutti responsabili a fare una cortina di protezione perché questo non avvenga più. Giornalisti come lui sono preziosissimi simboli della libertà di stampa e baluardi della libera informazione che vanno tutelati a tutti i costi e non vanno mai lasciati soli, dice il coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sicilia, nonché vicepresidente dell'Arse Nuccio Di Paola. Si tratta di un gesto gravissimo e intollerabile che rappresenta un attacco alla libertà di stampa e ai valori democratici del nostro paese, aggiunge il presidente della regione Renato Schifani in un messaggio pubblico diffuso anch'esso nel pomeriggio. Dopo l'accoltellamento della 33enne a Canicattini Bagni, il corteo per ribadire il no alla violenza sulle donne. Il piccolo comune del Siracusano in passato ha già registrato 2 femminicidi. Intanto sono stabili le condizioni della donna aggredita dall'ex compagno, che oggi sarà interrogato al GIP. Francesco Aloi. Nessuna fiaccola accesa, soltanto il silenzio, perché Carol è riuscita a salvarsi. La 33enne, accoltellata dall'ex compagno, è al Policlinico di Catania, in rianimazione, stabile. Ieri sera a Canicattini Bagni, dove tutto è accaduto, è scesa in strada per ribadire il no alla violenza. Canicattini si combatte nelle sue diverse sfaccettature, dalle forze dell'ordine, alle istituzioni, ai cittadini, alle associazioni, alla famiglia, a tutto quello che può servire per metterci insieme e gridare con forza che questi momenti non li vogliamo vivere più. Già in passato, infatti, 2 donne erano state uccise, proprio qui, sempre dal compagno, la persona che diceva di amarle. Violenze che vanno immediatamente fermate con la denuncia, ai primi segnali. La rete c'è, ci sono i CAV all'interno del territorio, ci sono i servizi sociali, ci sono le forze dell'ordine ed è questa la prima cosa da fare, andare alle forze dell'ordine e denunciare, ma non aspettare l'evento fatale, diciamo. Da inizio anno sono più di 70 le donne uccise in Italia. Lei è un'amica di Carola e come tutti qui chiede giustizia. Siamo stanchi di sentire dire violenze sulla donna, violenze in tutti i generi. Intanto oggi è il giorno dell'interrogatorio di garanzia. Paolo Passarello, che adesso si dice pentito, comparirà davanti al GIP. Un intero palazzo di via Messina a Catania, nei pressi di piazza Galatea, è stato fatto sgomberare nella serata di ieri dalla polizia per un incendio divampato, pare per un cortocircuito in un ufficio. Agenti e le volanti e la questura sono intervenuti per mettere in sicurezza le persone che erano nella struttura. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Dai controlli eseguiti non risultano danni per la stabilità del palazzo né feriti. Nella zona il traffico è stato fortemente rallentato. Chiude a Catania il plesso della scuola Rita Atria nel quartiere degli Angeli Custodi. Lavori della rete fognaria costringeranno gli alunni a seguire le lezioni a distanza a partire da lunedì. Giusy Lazzara.
siamo in 8ª giornata con la quale i bambini sono tenuti forzati a casa per via dello stesso problema che si è ripetuto tempo fa della fogna nella nostra scuola di Atria. Questa mamma, come altri genitori dell'istituto comprensivo Rita Atria nel quartiere degli Angeli Custodi a Catania, stamattina ha ritirato i libri di testo per far studiare i figli che da lunedì seguiranno le lezioni da casa. Partirà infatti la didattica a distanza che toglie tanto, dicono i docenti, ma permetterà di continuare a seguire le lezioni. La rete fognaria dell'istituto è andata in tilt e la situazione è precipitata 2 giorni fa. Abbiamo dovuto fare tutto molto velocemente perché la situazione è precipitata, ci siamo resi conto che la situazione è precipitata a metà della settimana scorsa. Per cui bloccarci come? Sì, io avrei potuto pensare a degli spazi vicini, in realtà non ci sono questi spazi, qualora ci fossero stati avremmo dovuto arredarli, quindi fornirli di banchi e sedie nel breve, cioè noi abbiamo pensato ad un intervento immediato per risolvere, diciamo, la situazione. Nulla osta, perché intanto garantiamo che da lunedì comincia la DAD, nulla osta che in questi giorni cercheremo di renderci conto se c'è una soluzione alternativa per questo periodo. Adesso ci vorrà almeno un mese per far rientrare in aula gli alunni. Sono stati avviati i lavori per la costruzione della nuova scuola in via Villa Gloria a Picanello, sempre a Catania. Sarà una struttura moderna e sostenibile, 6,5 milioni l'impegno di spesa e consegna prevista entro un anno. Orazio Longo. Una struttura in acciaio moderna con pannelli prefabbricati dotata di impianti fotovoltaici per garantire il risparmio energetico e la sostenibilità. Sono i criteri per la costruzione del nuovo edificio scolastico che nascerà dalle macerie dell'ex Capponi Recupero di via Villa Glori nel quartiere di Picanello a Catania. Il sindaco Trantino e l'assessore ai lavori pubblici Parisi hanno effettuato un sopralluogo per l'avvio dei lavori con le ruspe in azione nell'area ormai abbandonata da anni. Nelle intenzioni dell'amministrazione il nuovo complesso sarà una scuola pensata come spazio educativo e sociale aperto anche nel pomeriggio per favorire attività extracurriculari e un'offerta formativa inclusiva. Ospiterà una scuola secondaria di primo grado per 324 alunni, una palestra coperta e spazi destinati a servizi per la comunità. L'investimento complessivo ammonta a 6,5 milioni di euro, di cui 5 provenienti da fondi ministeriali per la rigenerazione urbana e 1,5 dal piano operativo complementare. Il completamento dei lavori è previsto entro un anno. Questa sarà non solo una scuola ma un punto di riferimento per i residenti, dando anche un segnale tangibile per combattere la dispersione scolastica, ha detto il sindaco Trantino, simbolo della rinascita di Picanello, ha concluso l'assessore Parisi. Breve pausa, a tra poco. Parliamo di salute. L'ASP di Catania lancia le giornate della prevenzione 2025, un calendario di eventi, servizi e iniziative in tutta la provincia per promuovere salute, benessere e partecipazione. Orazio Longo. L'obiettivo è portare la sanità tra le persone. L'ASP di Catania ha lanciato la campagna di prevenzione 2025 da ottobre a dicembre, un percorso partecipato che vedrà coinvolti cittadini, scuole, istituzioni, imprese e operatori sanitari in un ricco calendario di incontri, laboratori, convegni, giornate aperte e attività di prevenzione e servizi sanitari nei comuni della provincia, nel focus della diffusione della cultura della prevenzione. Un'azione concreta di sanità di prossimità, spiega il direttore generale dell'ASP. La prossimità si concretizza attraverso la presenza all'interno, nei 58 comuni della città metropolitana di Catania di un mezzo mobile, di un camper, dove potranno essere effettuati screening oncologici, dove potranno essere effettuate le vaccinazioni e dove ci saranno tanti eventi che riguarderanno appunto la promozione e la comunicazione in ambito di prevenzione. Dal 29 ottobre parte il programma di screening oncologici gratuiti su un mezzo, soprattutto per controlli alla cervice uterina, alla mammella e al colon retto. La provincia di Catania, che da sola fa quasi un quarto di tutta la popolazione siciliana, mette in ginocchio, non aderendo agli screening per come dovrebbe, mette in ginocchio tutta la regione siciliana e ci impedisce di poter uscire dal piano di rientro. L'esortazione che faccio soprattutto alle donne è di accedere agli screening per la cervice uterina e per lo screening mammografico,
traffico. Durante il dibattito al Palazzo della Regione Exesa, il prefetto di Catania Signorello ha voluto richiamare l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolineando come questa non rappresenti un costo ma un investimento in civiltà. Il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale, Emilio Grasso, ha invece richiamato l'importanza dell'educazione alla salute sin dai banchi di scuola. Il programma completo delle giornate della prevenzione 2025 è consultabile sul sito dell'ASP. Parliamo di spettacoli, li abbiamo visti a Tusicheval, dove hanno riscosso un grande successo. Parliamo dell'associazione teatrale Guardastelle. Siamo andati a trovarli ad Acireale. I loro spettacoli lanciano messaggi potenti che parlano di amicizia e solidarietà. Nell'arte, dicono, non esiste diversità. Siamo bottoni di tutti i tipi, ma legati dal filo dell'amore. Desiree Ferlito. La Bottega dei Bottoni è una bottega magica dove si regalano e si inventano bottoni di tutti i tipi, piccoli, grandi, di plastica, a forma di fiore e a forma di cuore, tutti legati da un filo rosso che è il filo dell'amore. Tanti bottoni diversi, ognuno con una forma, un colore, una grandezza, ognuno unico, come ragazzi del laboratorio teatrale Guardastelle, reduci dal grande successo di Tusichevales, dove tutti erano in piedi per loro. È stato davvero emozionante. Alla fine dell'esibizione non sono riuscita a trattenere le lacrime perché il pubblico dava un'energia assurda. Siamo andati a trovarli ad Acireale, dove l'arte dei Guardastelle prende vita, dove non esistono diversità. Ci hanno raccontato del grande affetto ricevuto dal pubblico di tutta Italia. Dai messaggi, da telefonate, semplicemente da signore che chiamano per dire grazie per quello che avete portato e vi vogliamo bene. Perché era il nostro sogno da tantissimi anni e quindi l'abbiamo realizzato. Un sacco di felicità e stavo per piangere. Sogno abbracciare a Maria dei Filippi. Nel corso degli anni i Guardastelle hanno messo in scena numerosi spettacoli, ognuno con un messaggio unico e potente, coinvolgendo il pubblico in storie che ispirano riflessioni, mischiando l'amore per il teatro con valori fondamentali come l'amicizia e la solidarietà, regalando ogni volta un'emozione. Quando siete usciti dal palco, la prima cosa che vi siete detti fra di voi, qual è stata? Wow! Wow! Bene, adesso un altro breve stacco e poi parleremo di calcio. Eccoci al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che dopo la sosta domani affronterà il Modena al Barbera. Obiettivo sorpasso, i rosanero sono a caccia del primo posto. Marco Gullà. Sfida al vertice, sfida del gol, sfida che può dare un primo slancio verso il traguardo. Domani al Barbera, Palermo e Modena si giocano tanto, anche perché una vittoria potrebbe permettere ad entrambe di fare un ulteriore pieno di entusiasmo e fiducia. Il Renzo Barbera per l'occasione sarà tutto esaurito, non ci sono più biglietti disponibili, anche gli ultimi tagliandi a disposizione sono stati rapidamente venduti, probabilmente grazie alle previsioni meteorologiche che non prevedono più pioggia intensa come ipotizzato nei giorni precedenti. E sfida tra attaccanti, il modenese Gliozzi ha segnato 5 reti, mentre il rosanero Poyampalo ha realizzato 4 gol, decisivi e graffianti come pochi. Inzaghi però perde pezzi, dopo Bani che tornerà a metà novembre, si è fatto male anche Gyasi, l'ex Empoli ha accusato un risentimento muscolare durante un allenamento e dopo gli esami strumentali è stata riscontrata una lesione all'arto inferiore destro, tornerà anche lui tra circa un mese. Domani sulla tre quarti solito dubbio, Brunori sì o no? Ledo Aron e Palumbo però sono in grande forma e potrebbero partire dal primo minuto. A centrocampo sulla destra ci sarà Diachité al posto di Gyasi, Pierozzi arretrato in difesa assieme a Peda e Ceccaroni. Fischio d'inizio alle 15. E a Catania cresce l'attesa per il big match del Massimino. Il Catania va all'assalto della capolista salernitana per cercare di ridurre il distacco dalla vetta e per lanciare un segnale alla concorrenza. Alle 12.30 la conferenza stampa di Toscano che chiaramente di cui stralci vi faremo sentire nel corso delle altre edizioni di Sicilia 24. Tonino De Mana.
In città si respira l'aria del grande evento. Del resto, la posta in palio è alta. Vincere contro la capolista salernitana porterebbe il Catania a -1 dalla vetta. La sfida di domani al Massimino, calcio d'inizio alle 14:30, non ha bisogno di presentazioni. È una di quelle che già possono valere ed indirizzare una stagione, dando un messaggio alla concorrenza, alla salernitana appunto, ma anche al Benevento, al sorprendente Casarano, al Crotone e a chi ambisce al salto di categoria. Toscano sta lavorando con la squadra a diverse soluzioni. Alle 12:30 si presenterà in sala stampa per presentare il big match di domani e magari per dare qualche piccola anticipazione sull'11 da opporre ai Granata. Potrebbe esserci Cicirelli, già tornato in gruppo e quindi arruolabile. Sarà Toscano a stabilire se dal primo minuto o a gara in corso. Le alternative ci sono. La prima potrebbe essere D'Ausilio. Per il resto, oltre dubbi sulla tre quarti, dovrebbe essere la stessa formazione che ha vinto a Giuliano, con il solito ballottaggio in mezzo tra Quaini e Corbari. Aloi ha lavorato bene in settimana e potrebbe essere già un'alternativa importante. La brutta notizia invece riguarda l'infortunio di Raimo, una distorsione al ginocchio che costringerà l'esterno a rimanere fermo per qualche settimana. Intanto, il prefetto di Catania Signoriello ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi limitatamente ai residenti nella regione Campania e la chiusura del settore ospiti, che a questo punto potrebbe essere riservato ai bambini. Doppio impegno in trasferta per le altre siciliane in Serie C. Il Siracusa giocherà domani alle 12:30 a Caserta, a seguire il Trapani a Caravaggio contro l'Atalanta Under 23. Sergio Colosi. Il Trapani per il definitivo rilancio, il Siracusa per l'ultima chiamata. Nessuna sentenza, ma il quadro sembra delinearsi. La prima a scendere in campo all'ora di pranzo domenicale sarà il Siracusa a Caserta in una trasferta complicata per la forza dell'avversario e i limiti degli azzurri. 8 sconfitte in 9 giornate segnano la linea di una sofferenza costante e di un organico non all'altezza del campionato. La svolta può arrivare contro la Casertana, oppure il cambio di rotta sarà conseguente e non più rinviabile in una piazza in aperta contestazione. Silenzio stampa, fiducia a termine a Marco Turati e dichiarazioni a parte, società pronta ad intervenire. In Campania ballottaggio tra i due portieri. Se Farroni non recupera, pronto Bonucci. Tornano i lituani Sciapola e Gudelevicius. In attacco confermato Molina. Il Trapani di Cava ha ripreso a correre e insegue l'alta classifica, dove però si viaggia a ritmi alti. La squadra di Aronica cerca conferme a Caravaggio contro l'Atalanta Under 23, rilanciata dal successo di Cosenza e penalizzazione esclusa, compagna di viaggio dei Granata con gli stessi 8 punti. È la seconda trasferta consecutiva per il Trapani, che migliora la condizione fisica generale degli ex infortunati. Fiducia alla squadra del turno precedente. In attacco con Fischnaller e Grandolfo potrebbe esserci Ciuferri. Ancora panchina per Salines e Carriero. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Prossimo appuntamento alle 14. Grazie per averci seguito. Buona giornata.